ubriaco l'automobilista che ieri sera ha travolto due donne a Vittorio Veneto mentre attraversavano la strada. Una 69enne è morta sotto gli occhi degli amici che l'aspettavano al ristorante. Caccia ai malviventi che a Padova hanno derubato un insegnante bloccandolo con l'auto e sfondandogli il parabrezza. La paura dei residenti della zona, non possiamo stare tranquilli nemmeno in macchina. Operazione della Polizia Stradale di Verona, Milano e Bergamo, bloccata una banda specializzata nei furti all'interno dei camion parcheggiati nelle aree di servizio. Cava di Paese, parlano i comitati dei residenti, è un film che abbiamo già visto, il rischio è che i rifiuti pericolosi rimangano lì per sempre. Una mano tesa verso la montagna da Cazzago di Pianiga, l'iniziativa di 4 giovani che hanno coinvolto il paese intero per contraccambiare la solidarietà ricevuta nel post-tornado del 2015. Respinto il ricorso dei prigionieri di guerra degli americani partiti volontari per lavorare negli USA e privati delle loro paghe, il governo italiano non li risarcì mai. Il figlio di un soldato trevigiano, lo Stato ci ha tradito. Una marcia lungo il terraglio da Preganziola a Mogliano, domani il corteo per dire basta alla violenza e allo sfruttamento delle donne. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei TG di Antenna 3. Apriamo con la cronaca perché era ubriaco l'automobilista che ieri sera ha travolto due donne a Vittorio Veneto mentre attraversavano la strada. Una 69enne è morta sotto gli occhi degli amici che l'aspettavano per andare al ristorante. Sentiamo. Sì, di clienti che erano seduti qua, sento un botto, siamo usciti e abbiamo visto due donne a terra, una da una parte e una dall'altra. Investe due donne, una muore, l'altra è ferita. L'uomo alla guida era ubriaco. Il 46enne di Vittorio Veneto, responsabile dell'incidente, ora si trova agli arresti domiciliari per omicidio stradale e lesioni personali. L'incidente è avvenuto ieri sera poco prima delle 21. Le due donne investite dovevano solo fare pochi metri per trascorrere una serata in compagnia con dei parenti che le stavano attendendo all'interno del ristorante Al Sole in via Rizzera a Vittorio Veneto, quando sono state investite mentre a braccetto stavano attraversando la strada. Per Letizia Sperti, 69 anni di Farra dal Pago, non c'è stato nulla da fare. Poco dopo è morta sotto gli occhi dei suoi parenti che erano usciti dal ristorante per soccorrerla. Una delle due signore era in condizioni gravi? Sì, si è visto subito. Dopo è arrivata l'ambulanza e dopo... L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo alla donna, ferita l'amica 61enne, anch'ella dell'Alpago. Soccorsa dal personale del 118 è stata ricoverata all'ospedale di Conegliano. Sul posto, per accertare l'esatta dinamica della tragedia, i carabinieri di Vittorio Veneto che hanno sottoposto il conducente ad alcol test. Aveva una quantità di alcol pari a 1,60 mg per litri, oltre il triplo del massimo consentito. È stato quindi arrestato e posto ai domiciliari. Nel frattempo sono molti i residenti della zona e i clienti abituali del locale che segnalano che nella via le auto sfrecciano ad alta velocità nonostante vi sia il limite dei 50 km/h. I pedoni qui corrono dei rischi allora? Certo, corrono dei rischi, ci sono stati anche dei precedenti, perché la gente corre, perché la strada è dritta, in più è poco illuminata e mancano le strisce pedonali. Ancora cronaca, rapinato di tutto ciò che aveva mentre guidava in una via della periferia di Padova, a parabrezza dell'auto sfasciato da parte del rapinatore. È l'angosciante vicenda vissuta ieri all'ora di pranzo da un insegnante padovano. Non basta dover vivere chiusi in casa contro i ladri, ora dovremmo forse rinchiuderci dentro l'auto quando giriamo per la strada. Venerdì, intorno alle 13, un 61enne insegnante in pensione stava andando dal meccanico per il tagliando della macchina. Ha attraversato il sottopasso tra via Mincio e via Cignaroli a Sacro Cuore, una stretta laterale di via Po. Si è trovato davanti una macchina che pare stesse facendo manovra per invertire la marcia. Il professore ha suonato il clacson per far accelerare la cosa, quando dall'auto è sceso un uomo che gli ha intimato di dargli l'orologio e il portafoglio, che conteneva 100 euro. L'orologio non era di nessun valore, ma era tutto ciò che l'uomo aveva. Il malvivente ha reagito con violenza al magro bottino, colpendo forse con un pesante utensile il parabrezza dell'auto, danneggiandolo vistosamente e dandosi alla fuga con un complice. Meravigliati, ma non troppo, i residenti. E poi qui c'è un passaggio che era lì di drogamento che era la fine del mondo. Sì.
più il campo nomadi lì. È preoccupante come cosa, assolutamente, anche perché siamo tutte famiglie qua, nessuno, cioè tutte famiglie tranquille, e non me l'aspettavo questa cosa, veramente. Sono preoccupata. Una via tranquilla di giorno ma che di notte ha una seconda vita. Ci sono pedoni e ciclisti che per esempio si incamminano verso lo stadio Euganeo. E dopo ci sono alcune macchine che vengono qui, visto che ci sono certe donne che sono in via Annibale da Bassano, quindi come dire, ecco, di sicuro si appartano di qua o verso lo stadio, insomma. Sì, questo sicuramente. Ma un agguato di questo tipo in pieno giorno alla luce del sole non se lo aspettava nessuno. Che fare? Mia moglie dice: insegnami come faccio a bloccare quando vado fuori dalla parte di là, come faccio a bloccare le portiere, e purtroppo un po' di paura si ha, no? Un'azienda agricola attiva da mezzo secolo a Piombino Dese è in ginocchio, gli sono stati rubati ben 3 trattori, un danno enorme e l'attività ora è a rischio. In più di 50 anni di attività sui campi e in stalla, Fiorenzo Mason questa non se la sarebbe mai aspettata. Lunedì scorso, al mattino presto, dopo aver dato come sempre da mangiare alle sue mucche, è andato nella rimessa a prendere uno dei suoi trattori. Ho aperto il cancello qua, il portone, ho trovato il deserto. Ho girato gli occhi e ho visto che manca tutto. 3 trattori? 3 trattori. Cioè, mi sembrava impossibile. Il cancello era chiuso, il portone era tutto... Ma forse mi sto sognando, ho detto. Forse mi sto sognando. Uno shock. 3 trattori di varia potenza, tutti piuttosto recenti, eccoli in foto, spariti dalla fattoria. Chi l'avrebbe mai pensato? Un danno di circa 150.000 euro. Subito, cioè, non riuscivo neanche a camminare. Mi sentivo proprio, ho detto, ma qua cosa è successo? È il mio lavoro che è da 50 anni che lo faccio. Trovarti così senza che uno viene dentro a casa tua e ti porta via tutto, non ti lascia niente. Le chiavi di uno dei mezzi erano sul quadro di accensione, le altre a portata di mano proprio perché nessuno in campagna pensa che un trattore possa sparire. E a quale scopo poi? Non so, c'è una cosa impensabile, ce non è mai passato per la testa di portassero via i trattori. I paesani si sono offerti di prestare il trattore ai Mason. Riacquistare 3 mezzi del genere è un investimento di oltre 200.000 euro. I Mason pensano intanto al noleggio per non fermare un'azienda che oggi ha 500 bovini da carne alimentati da cereali coltivati su loro terreni. Ai Mason la solidarietà di un compaesano importante. È una bella azienda e noi rischiamo di perdere una bella azienda e un giovane imprenditore perché qualche signore, che io spero un giorno che venga consegnato alle patrie galere, viene qua e porta via loro gli strumenti di lavoro. Serve la certezza della pena e serve un atteggiamento diverso nei confronti di chi delinque. La Polizia Stradale di Verona, Milano e Bergamo ha arrestato i 7 presunti componenti di una banda accusata di essere specializzata nel razziare la merce trasportata da camion ed auto articolati durante i periodi di sosta notturna. Le manette nei confronti dei 7 colti in flagranza di reato sono scattate in provincia di Monza dopo il loro ultimo colpo portato a termine nel bergamasco. Gli arrestati, tutti provenienti da comuni della provincia di Bari, erano nell'occhio degli investigatori, in particolare di quelli di Verona, che da diverse notti, assieme ai colleghi lombardi, avevano predisposto servizi mirati per intercettare il gruppo criminale dopo una serie di furti commessi a danno appunto di autotrasportatori. Dramma in un'abitazione di Creazzo nel Vicentino, scoppia nel bagno della casa una tanica di benzina, 24enne ustionato, trasportato a Verona in condizioni disperate. Creazzo, violentissima esplosione in una villetta di via Treviso nella frazione di Olmo. Un 24enne versa in gravi condizioni al centro Grandi Ustionati di Verona. Il giovane era in casa da solo quando è successo. I carabinieri intervenuti subito dopo il disastro non escludono un atto volontario. Da una prima ricostruzione il ragazzo, studente universitario, sarebbe andato in bagno portandosi appresso una tanica di benzina. Qui avrebbe acceso un accendino che a contatto con i vapori del carburante ha scatenato una fiammata che ha avviluppato il
sul 24enne per poi far esplodere la tanica. Un boato tremendo avvertito in tutta la via, immediato l'arrivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del SUEM che hanno trasportato il giovane prima al San Bortolo per poi trasferirlo d'urgenza con l'elisoccorso al centro di Verona. Pauroso incidente ma senza conseguenze nel primo pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A13 nei pressi del casello di Monselice. I vigili del fuoco sono intervenuti appena fuori dalla sede della carreggiata per l'automobile che era caduta dal cavalcavia sovrastante l'autostrada dopo aver sfondato la ringhiera di protezione, nonostante la vettura si sia ribaltata finendo sulla massicciata del cavalcavia. Non ha fortunatamente invaso le corsie autostradali e quindi non ha coinvolto altri veicoli. Il conducente è miracolosamente rimasto ferito. I vigili del fuoco arrivati da Este hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre il giovane automobilista è stato preso in cura dal personale del 118 per essere trasportato in ospedale. Sul posto anche l'elisoccorso, il personale dell'autostrada e la polizia stradale. Le operazioni sono terminate dopo circa 2 ore. Ed ora torniamo sul caso della cava di Padernello di Paese nel Trevigiano, messa sotto sequestro dalla Procura di Venezia a seguito della presenza di un ingente quantitativo di rifiuti stoccati all'interno. E se ieri vi abbiamo proposto la posizione dell'amministrazione comunale, oggi registriamo quella dei comitati di cittadini da sempre in guerra per quest'area. Sentiamo. Eccole le migliaia di metri cubi di rifiuti messi sotto sequestro col resto della cava di Padernello dalla magistratura veneziana. A portarci nell'unico punto dove si possono vedere da terra alcuni esponenti dei comitati di cittadini da sempre in guerra con le attività estrattive in zona. Siamo preoccupati per noi e per le generazioni che verranno dopo di noi, perché abbiamo diverse persone qui in zona ammalate e già decedute e noi vorremmo che questa situazione prendesse un'altra strada. Tanti i dubbi sulla conversione della cava in area industriale. Non riesco a capire l'accanimento per farla diventare zona industriale quando non c'è la viabilità. È chiusa, in una bottiglia chiusa questa zona da 2 passaggi a livello. Una situazione combattuta da tempo dal consigliere regionale Andrea Zanoni, che sull'operazione di recupero della cava lancia un'accusa pesante. Con il cambio destinazione d'uso da cava a zona produttiva, quei 45.000 metri cubi iniziali di materiali cosiddetti non conformi, che adesso abbiamo visto essere rifiuti, sarebbero stati sanati di fatto perché potevano essere utilizzati nella nuova zona industriale. Il sindaco Francesco Pietrobon ribatte ricordando che da tempo Paese ha approvato una delibera che impedisce in tutto il territorio comunale l'attivazione di impianti di trattamento rifiuti. Insomma, una situazione dal presente e soprattutto dal futuro complicato, con conseguenze pratiche molto simili a quelle già presenti a 50 metri da questa cava. Abbiamo l'ex cava SEV che è stata trasformata poi in discarica, dove hanno portato e sempre sequestrato 20.000 tonnellate di rifiuti pericolosi, in seguito al quale sequestro sono stati addirittura poi portati tonnellate di amianto perché serviva a ricevere i soldi per smaltire le 20.000 tonnellate. Alla fine questa azienda, la SEV, Servizi Ecologici Veneti, ha dichiarato fallimento, è fallita anche la società delle polizze fideiussorie e adesso a distanza di anni abbiamo le 20.000 tonnellate di rifiuti pericolosi e le tonnellate dell'amianto portato successivamente. Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, nella sua veste di commissario delegato per il maltempo, ha firmato la sua prima ordinanza con la quale vengono individuati soggetti attuatori ai quali si intendono affidare i diversi settori di intervento. La squadra scelta da Zaia è composta da 12 tecnici, tra questi Nicola Dall'Acqua, direttore dell'area tutela e sviluppo del territorio della Regione, Salvatore Patti, direttore della direzione operativa del settore ripristino costi, Roberto Dallarmi, direttore del Genio Civile di Belluno, Silvano Vernizzi, direttore generale di Veneto Strade e Fabrizio Stella, direttore di Avepa. Una mano tesa verso le popolazioni della montagna veneta flagellata dal maltempo tra fine ottobre e i primi di novembre. Da Cazzago di Pianiga l'iniziativa di 4 giovani che hanno coinvolto un paese intero per contraccambiare la solidarietà ricevuta nel post-tornado del 2015.
57 scatole di scarpe trasformate in cassettine per raccogliere atti concreti di vicinanza e solidarietà con le popolazioni della montagna veneta flagellata dal maltempo di fine ottobre. Parte da Cazzago di Pianiga, epicentro del devastante tornado che nel 2015 distrusse i territori della riviera del Brenta, l'iniziativa di 4 giovani che hanno coinvolto il paese intero per restituire l'affetto ricevuto 3 anni fa. È un'iniziativa volta a raccogliere fondi per il bellunese, ma non solo per il bellunese a Gordino, ma anche per il Vicentino, litorale di Venezia. Quindi questa raccolta fondi sarà interamente devoluta all'IBAN della Regione Veneto. Non è la prima volta che Cazzago si dà da fare, lo sanno bene i cittadini di Bovolenta e Casalserugo colpiti dall'alluvione del 2010, che ricevettero sostegno per lenire le ferite di un disastro senza precedenti. Noi c'eravamo e abbiamo teso una mano, dice Emanuele Benetti, e nel 2015 ci hanno teso una mano. Oggi tocca di nuovo a noi. Abbiamo riproposto questa iniziativa che fortunatamente si sta espandendo non solo a Cazzago ma anche ai comuni limitrofi e non, quindi parliamo di Dolo, Mirano, Vigonza, Campodarsego, e si sta espandendo. Garante della raccolta è il parroco di Cazzago di Pianiga, Don Davide, che con il sindaco e il consigliere regionale Gabriele Micheletto presenzieranno l'apertura delle scatole al conteggio della raccolta durante una serata evento prevista per il 21 dicembre prossimo alle 20:45 nella sala convegni del paese. L'incasso sarà consegnato al funzionario dell'istituto di credito che il lunedì successivo eseguirà il bonifico sul conto corrente aperto dalla Regione Veneto. La raccolta è già partita e la generosità appare infinita e a tratti commovente, come il gesto di un bambino che si è fatto accompagnare per deporre i propri risparmi nella cassettina esposta nella farmacia di via Monteverena. Nel paese siamo uniti da tanti anni, ci conosciamo anche un po' tutti in questo paese e quindi per noi insomma è un piacere e non solo anche un dovere, perché noi aiutiamo già tante persone nel sociale e anche questo insomma ci fa lieti. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri TG. C'è anche un montebellunese tra i reduci beffati dallo Stato italiano, soldati che all'armistizio andarono a lavorare in America, come il montebellunese Bruno Dalla Lana. Parte della paga venne poi consegnata dagli USA all'Italia, che non restituì mai quei soldi a chi li aveva guadagnati, ed ora la Cassazione metterà la parola fine al ricorso degli eredi. Sentiamo. Speravamo che lo Stato fosse uno Stato serio e invece non è così. La guerra non va mai in prescrizione, ma che stiamo scherzando? Ad andare in prescrizione, secondo la Cassazione, è il diritto di quei soldati italiani che durante la Seconda Guerra Mondiale vennero fatti prigionieri dagli inglesi e poi consegnati agli americani. All'armistizio, di fronte al bivio se restare fedeli al duce o andare a lavorare negli Stati Uniti, scelsero quest'ultima via. Così fece, allora ventenne, il montebellunese Bruno Dalla Lana. Questo ha fatto sì che mio padre andasse a lavorare in un'azienda agricola là del posto, e con i soldi che gli davano, insomma, una parte se li teneva, una parte li teneva lo Stato americano, per poi darli allo Stato italiano, che una volta che mio padre tornava in Italia gli venivano consegnati. 26 milioni di dollari che lo Stato italiano si è di fatto tenuto. Quando negli anni 90 saltò fuori il caso, in 96 fecero ricorso, ma solo in 26, tra cui Dalla Lana, sono arrivati all'ultimo grado di giudizio. La Suprema Corte ha ora deciso che, pur essendo palese che quei soldi spettavano loro, il diritto azionato è prescritto. Lui doveva avere qualcosa e invece i nostri giudici, i nostri politici, i nostri governi fanno così, tanto per passare il tempo. Non si parla di spiccioli, tra interessi e rivalutazioni a oggi quasi 1 miliardo di vecchie lire. Nessuno al rientro in patria avvisò quei giovani dei soldi che spettavano loro. Più tardi lo Stato si difese sostenendo di aver diramato la notizia attraverso giornali e radio.
Nel 48, quando mio padre è venuto a casa, o nel 50, i giornali non si sa neanche cosa erano qua, la radio non c'era, già era un paese da ricostruire, no? Andare a prendere il giornale ogni mattina a vedere se il governo italiano ti scriveva questo o quest'altro. Una beffa, l'ennesima, per ragazzi che dopo il conflitto si ritrovarono con una vita e un paese da ricostruire. Il legale della famiglia ipotizza un ulteriore passo, un ricorso alla Corte europea. Nel frattempo viene da chiedersi che fine hanno fatto quei soldi. Lo sa, avrei proprio piacere di sapere chi li ha in tasca sti soldi. Piacerebbe proprio saperlo. Andare a rubare i soldi di persone, mandato in guerra a 20 anni, prigioniero, in America lui si è imboccato le maniche, si è messo a lavorare e il frutto del proprio lavoro dove è andato a finire? Non so. Domani si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, molte le iniziative di sensibilizzazione sul tema in questi giorni e se nella Marca esiste una ferita vera, tangibile, antica della lotta all'indipendenza femminile sul territorio, quella è il terraglio. Per questo domani 25 novembre il comune di Mogliano ha organizzato una staffetta lungo il terraglio, una marcia aperta a tutti che partirà alle 9:30 dalla pasticceria Terraglio per arrivare in piazza Caduti alle 11:45. Non è casuale la scelta di marciare lungo il Terraglio, ha spiegato il sindaco Carola Arena, perché è uno dei luoghi in cui si perpetua tutte le sere una subdola forma di violenza su ragazze e donne costrette a prostituirsi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica all'insegna di un tempo ancora lievemente instabile, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata piuttosto grigia, con cielo molto nuvoloso e spesso anche coperto, con piogge che riguarderanno soprattutto i settori orientali e meridionali della nostra regione. Più asciutto invece altrove. Migliorerà ovunque entro la nottata. Temperature minime tra 7 e 10 gradi. Valori massimi compresi invece tra 11 e 13 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna di un tempo sostanzialmente instabile. Avremo infatti rovesci e temporali diffusi sin dal mattino e localmente anche forti, ma in lieve attenuazione durante le ore notturne. Temperature minime tra 9 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 12 e 13 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in genere asciutto e stabile, tuttavia con qualche foschia o nebbia sulle vallate del Trentino nella prima parte della giornata, poi in dissolvimento entro il pomeriggio. Più sole sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 3 e 6 gradi. Massime oscillanti invece tra 9 e 13 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci.